Ciao a tutti e bentornati! Oggi vi parlerò di un dolce tipico siciliano, ovvero il pan d'arancio. Questo dolce, dal gusto fresco e agrumato, si rende perfetto per chiudere un buon pasto o per una gustosa colazione. Inoltre prepararlo è veramente semplicissimo, quindi allacciate i grembiuli che iniziamo! Per preparare il nostro pan d'arancio dobbiamo iniziare a lavare delle arance bio. Ne occorreranno circa 2. Dovremmo ottenere almeno 400 g di polpa. Delle arance utilizzeremo anche la buccia. Poi le tagliamo a pezzetti privandole di eventuali semi. A questo punto le mettiamo all'interno di un frullatore e le frulliamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Scegliete una qualità di arance che hanno la buccia sottile, ovvero con poca quantità di parte bianca, che risulterà amara. Ottenuta la purea di arance, la mettiamo da parte, ci servirà dopo. In una ciotola a parte sbattiamo 3 uova con 160 g di zucchero, fino ad ottenere un composto liscio e spumoso. Aggiungiamo 150 g di burro fuso e mescoliamo bene con una marisa. Da questo momento in avanti utilizzeremo una marisa per impastare per evitare che il composto si smonti, avendo cura di mescolare sempre dal basso verso l'alto. Inseriamo a questo punto anche 210 g di farina 00 poco alla volta. Poi aggiungiamo 100 g di farina di mandorle, una bustina di lievito per dolci e un pizzico di sale. Mescoliamo per bene e aggiungiamo infine le arance frullate portando a termine l'impasto. E a questo punto aggiungo anche un cucchiaino di estratto di arance. Questo ingrediente è facoltativo, se ce l'avete a casa lo mettete, altrimenti va bene lo stesso. Versiamo infine il composto in una teglia imburrata e infarinata e poi saremo pronti per la cottura. Il classico stampo per il pan d'arancio è questo qui. Deve essere rettangolare e semisferico. Se non ce l'avete potete utilizzare un qualsiasi stampo per plum cake. E adesso siamo pronti per infornare con forno statico a 175 gradi per circa 45-50 minuti, ma vale sempre la regola dello stecchino. Una volta sfornato diamo una bella spennellata di marmellata di arance e guarniamo con delle mandorle a lamelle. E adesso il pan d'arancio è pronto per essere gustato. Pronto e servito!